Stop agli interventi a rischio. Gli ospedali sono sotto pressione, quindi slittano tutte le operazioni programmate che prevedano la terapia intensiva. È il titolo sul Mattino di Padova di oggi ed è ovviamente una notizia relativa agli effetti della quarta ondata di coronavirus in Veneto. E prima di approfondire la notizia facciamo un giro su tutte le prime pagine dei quotidiani locali di oggi, che si concentrano tutte, come vedremo tra poco, sulla pandemia da Covid-19. E quindi abbiamo la Nuova Venezia: bambini, record di contagi. Nell'ULSS 3 numero dei positivi doppio rispetto agli adulti. Via ai vaccini under 12, già 2500 le prenotazioni. Sul Gazzettino invece un titolo relativo ad un sondaggio: obbligo di vaccino, sì a Nord-Est. L'osservatorio: 7 su 10 sono a favore, più tiepida la fascia di età tra i 25 e i 34 anni. E anche l'8% dei Novax si dichiara d'accordo all'obbligo vaccinale, sostegno trasversale nelle varie aree politiche. Il Corriere del Veneto apre sempre sullo stop agli interventi programmati, come appunto anche il Mattino abbiamo visto. Letti e personale servono per i malati, vaccini e tamponi, quindi servono sostanzialmente per l'attività di contrasto al Covid, sospese anche le visite non urgenti. Di nuovo gli ospedali sono sotto pressione, l'aumento dei contagi e dei ricoveri ha convinto la regione ad alzare l'allerta. Questo era quindi il Corriere del Veneto. Il Giornale di Vicenza, sempre un'apertura sul Covid, in questo caso una notizia nazionale: stato di emergenza prorogato al 31 marzo e l'Arena di Verona, quotidiano locale di Verona, ha un'apertura analoga: emergenza fino a marzo. E poi anche una notizia locale: salta il Capodanno in Bra. Queste le copertine, o meglio le prime pagine dei quotidiani locali in edicola oggi in Veneto. E questo è Sveglia Veneto, il podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto e oggi è mercoledì 15 dicembre 2021. Torniamo allora alla prima notizia del giorno, che è quella relativa allo stop agli interventi a rischio, cioè a quegli interventi che richiedono e prevedono la rianimazione. Uno stop quindi che è stato deciso dalla regione, che ha ridotto l'attività programmatica internistica, escluse ovviamente le operazioni urgenti, e cambiano le regole per l'accesso in ospedale. Abbiamo un pezzo di Laura Berlinghieri per i quotidiani del gruppo GEDI. La regione sospende le attività di chirurgia programmata per le quali è previsto il ricovero in terapia intensiva post-operatoria e riduce l'attività programmata internistica. La circolare è di ieri pomeriggio ed è firmata dal direttore della sanità regionale Luciano Flor, inviata a tutte le ULSS e alle aziende ospedaliere della regione. C'è l'elenco dei dati relativi alla diffusione del contagio Covid, come sempre sulle pagine dei quotidiani locali. Sfondata la soglia dei 50.000 positivi e dei 4.000 nuovi contagi in un giorno, e poi una serie di altri dati. In ogni caso vediamo nel dettaglio quali attività sono state sospese. Quindi stop a tutte le attività chirurgiche non urgenti che comportano il successivo ricovero in terapia intensiva. Viene ridotta anche l'attività programmata in ambito internistico, con l'eccezione però delle prestazioni di chirurgia oncologica e in generale dell'attività non rinviabile, per la quale la prognosi e le gravi conseguenze cliniche sono di molto influenzate dalle tempistiche di diagnosi e intervento. Quindi questi, interventi restano confermati, ma è sospesa l'attività specialistica ambulatoriale delle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate. Restano salve invece le prestazioni con priorità U e B. Garantite le attività in ambito materno-infantile, appunto oncologico, di malattie rare e le attività non rinviabili, ma in sintesi, scrive Laura Berlinghieri, servono spazi, personale e risorse. La cura dei pazienti Covid è la priorità e l'impennata delle degenze spinge la regione a ricalibrare tutto. In questo scenario, si chiede la giornalista, quale ruolo avranno i privati?
E anche qui è sempre la circolare di ieri a chiarirlo, spiegando che le aziende sanitarie potranno concordare con le strutture private accreditate la possibilità di erogare altre tipologie di prestazioni, mentre la libera professione intramoenia sarà ancora consentita purché non richieda sempre appunto la degenza post-operatoria in terapia intensiva, ovviamente né all'interno delle unità operative chirurgiche già coinvolte nella riorganizzazione messe in atto con il nuovo piano. E ancora ok alle prestazioni in regime di libera professione e di specialistica ambulatoriale, purché appunto questo non intacchi la riorganizzazione ospedaliera per fronteggiare la pandemia. Quindi di nuovo la possibilità da parte delle ULS di estendere la possibilità alle strutture private accreditate di erogare nuove e altre tipologie di prestazioni sanitarie. Come abbiamo visto, non è questa l'unica notizia relativa al Covid, ovviamente sulle pagine dei quotidiani locali ce ne sono molte altre, ma è un'altra quella su cui mi voglio concentrare e di cui ti voglio parlare in seconda battuta, e quindi è il sondaggio dell'Osservatorio Nord-Est del Gazzettino, sondaggio che pone una domanda molto semplice. Il vaccino contro il Covid-19 deve diventare obbligatorio per tutti? Sono d'accordo 7 persone su 10, e il sondaggio appunto è realizzato come sempre sulla popolazione nordestina, quindi di Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. Quindi 70% di favorevoli all'obbligo vaccinale, con il 75% di chi si dichiara già immunizzato che è a favore, e però anche il 64% tra chi non è ancora vaccinato ma intende farlo un domani, 64% quindi è a favore dell'obbligo vaccinale, e anche l'8% di chi non si è ancora vaccinato e non ha alcuna intenzione di farlo, o almeno questo dichiara, l'8% è comunque a favore dell'obbligo vaccinale. Poi vabbè, c'è il profilo, diciamo, dal punto di vista sociale, dell'età, quindi generazionale, dove la fascia d'età più scettica rispetto all'obbligo vaccinale è quella tra i 25 e i 34 anni, dove non è raggiunta la maggioranza a favore dell'obbligo, quindi si ferma al 49% la percentuale appunto di chi si dichiara favorevole all'obbligo. Gli over 65 invece sono molto più convinti della necessità di un obbligo vaccinale, l'85% si dichiara a favore. Non ci sono differenze di genere sostanziali e nemmeno tra categorie socioprofessionali, e sostanzialmente neanche tra sensibilità politiche, nel senso che si varia tra un 83% a favore dell'obbligo del Partito Democratico e un 55% del Movimento 5 Stelle, degli elettori del Movimento 5 Stelle, con tutti gli altri partiti in questa forbice piuttosto ristretta e comunque diciamo sempre superiore al 50%, quindi diciamo per tutti i partiti, almeno a nord-est, vale che la maggioranza degli elettori è a favore dell'obbligo vaccinale. Ancora di Covid, ma parliamo in questo caso di animali e in particolare di visoni. Ci spostiamo a Villa del Conte nel Padovano, dove ieri sono stati abbattuti 3.000 esemplari in un allevamento appunto di visoni in cui si è sviluppato un focolaio di coronavirus. Abbattuti quindi 3.000 capi di visone su disposizione del Ministero della Salute. L'allevamento di Villa del Conte era il secondo focolaio conclamato in Italia, focolaio appunto tra i visoni,
e c'è una protesta degli animalisti, l'articolo di Silvia Bergamin sulle pagine del Mattino di Padova, leggiamo le prime righe: 3.000 visoni abbattuti ieri a Villa del Conte per il focolaio di coronavirus, la LAV, quindi un'associazione ambientalistica, all'attacco, siamo profondamente addolorati, ma è una tragedia annunciata nel secondo allevamento italiano conclamato di coronavirus. E ancora il responsabile di Love Moda Animal Free, Simone Pavesi, dice che etica e salute pubblica impongono scelte produttive rigorose e necessarie per evitare queste gravissime sofferenze. Ne sono sempre più consapevoli i tanti consumatori che mai acquisterebbero una pelliccia animale. Insomma, l'associazione aveva sollevato il caso già tempo fa, quando l'ULSS 6 Euganea aveva nel febbraio scorso individuato i casi positivi all'interno dell'allevamento di visoni di Villa del Conte, e poi è seguito un iter particolarmente complesso per appunto arrivare all'abbattimento, e alla fine appunto ieri si è arrivati all'abbattimento di questi 3.000 capi di visone, una notizia che ricorda un po' quelle che si sentivano nelle prime fasi della pandemia arrivare dai paesi del nord Europa, in particolare dall'Olanda, dove ci sono numerosi allevamenti di visoni dove il Covid si era diffuso. Proseguiamo con un'altra notizia, torniamo sul tema della visita degli ispettori ONU in Veneto, una visita che riguardava i diritti umani e in particolare diciamo quelle che secondo le Nazioni Unite sono le grandi emergenze climatiche che minacciano la dignità umana. E allora sulle pagine dei quotidiani del gruppo GEDI di oggi c'è un'intervista a Antonio Marcomini, professore ordinario di chimica dell'ambiente e vice direttore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, un'intervista proprio su questa vicenda. E quindi cosa dice Antonio Marcomini? Ci vorranno almeno 50 anni per risanare questo Veneto. Si parla di PFAS, di Porto Marghera, di pesticidi nell'area del Prosecco, insomma delle emergenze, diciamo dei problemi individuati dall'ONU nella relazione di cui abbiamo già parlato ieri abbastanza diffusamente, e quindi c'è oggi invece sulle pagine della Tribuna di Treviso, la Nuova Venezia e il Mattino di Padova l'intervista al professor Marcomini, che dice: il fatto di aver contaminato l'ambiente per oltre un secolo ha lasciato un'eredità molto ingombrante, quindi ora bisogna risanare, però anche se ci impegniamo a fondo il risanamento completo durerà almeno una cinquantina d'anni. Insomma, una prospettiva piuttosto grigia. Ancora sulle pagine della Nuova Venezia, stress da ufficio e smart working, apre lo sportello di INAIL e Legacoop. E qui si tratta appunto di delle questioni legate al lavoro da casa, che sicuramente è comodo, ma non esente da problemi, e quindi spazi insufficienti, paura del contagio, difficoltà nel gestire la famiglia. Le cifre sono sottodimensionate, ma molti lavoratori rischiano la depressione. Quindi se secondo questa indagine condotta appunto da INAIL e Legacoop, gli orari di lavoro sempre più sfumati, le telefonate e le riunioni a qualsiasi momento della giornata, e in ufficio il timore del contagio, e a casa le difficoltà nel destreggiarsi tra il lavoro e la famiglia, nel combinare lo smart working ad esempio e la didattica a distanza, gestire gli spazi, gestire i dispositivi digitali, computer, smartphone. Insomma, il lavoro ai tempi del Covid è sempre più stressante e stressa sia chi è a casa sia chi invece continua a lavorare in ufficio o in ogni caso sul posto di lavoro. Di questo appunto si è occupato uno studio di INAIL e Legacoop, che hanno coinvolto in questa indagine un campione di 300 lavoratori impegnati in diversi settori, dipendenti di alcune cooperative associate alla Legacoop, e i risultati sono
forse non sorprendenti, ma comunque colpiscono. 4 su 10 tra i lavoratori in smart working hanno affermato di vivere negativamente questa situazione, avvertendo un certo stress. Il 3% ha manifestato uno stato di depressione e le percentuali sono elevate anche per chi continua ad andare in ufficio, quindi 44% vive negativamente la situazione ed è stressato, il 2% dichiara di manifestare uno stato di depressione, ma le cifre sono sottodimensionate. Secondo gli stessi autori dell'indagine, temiamo che la tendenza alla depressione sia molto più elevata di quello che appare leggendo i numeri. Così dice la psicologa Tatiana Favaro. Insomma, le conseguenze, diciamo, della pandemia sul lavoro, sul mondo del lavoro. Chiudiamo come sempre con alcune notizie flash e quindi abbiamo una condanna in primo grado da parte della Corte dei Conti nei confronti di Grafica Veneta, che dovrà pagare 3,5 milioni per incentivi ottenuti senza i requisiti. Questo il titolo sul Mattino di Padova di oggi, che spiega per accedere ai benefici l'azienda avrebbe presentato dati non veritieri. C'è ovviamente la replica dell'azienda di Grafica Veneta e del suo rappresentante legale Fabio Franceschi, che cosa dice Grafica Veneta? Faremo ricorso, noi siamo creditori e non debitori. Diciamo è una vicenda che riguarda degli incentivi legati all'utilizzo di impianti fotovoltaici, una vicenda piuttosto complicata, e infatti il commento di Grafica Veneta è appunto sottolinea come la vicenda conferma quanto sia complicata la questione dei costi energetici in Italia. L'articolo di Nicola Cesaro sul Mattino di Padova di oggi si conclude con una considerazione che appunto dopo lo scandalo caporalato ora l'azienda di Tre Baseleghe deve districarsi in un'altra bega. Ci sarà comunque il ricorso. Altra flash dal padovano: l'ex villa di Galan viene messa all'asta dal demanio che chiede come base d'asta 2,7 milioni di euro e quindi sarà messa in vendita la dimora di Cinto Euganeo, un simbolo dell'inchiesta sulle tangenti del Mose, dello scandalo Mose. La villa appunto del ex presidente della giunta regionale del Veneto Giancarlo Galan era stata confiscata ed è attualmente lì, diciamo, vuota e verrà quindi venduta. Si era parlato in questi anni di renderla un parco pubblico, c'erano state diverse proposte, ma insomma il demanio, con il bando pubblicato ieri, ha deciso di metterla in vendita. Ultima notizia per oggi: questa sera, questo pomeriggio, dalle 17:45 alle 20:45 a Treviso, al Cinema Edera di Treviso, l'unica tappa veneta per la presentazione del nuovo film di Pierfrancesco Di Liberto, in arte PIF, un film dedicato alle app, alle piattaforme di food delivery cosiddette, quindi insomma ai fattorini che si trovano alle prese con la sopravvivenza economica e sentimentale in una società governata da spietati algoritmi. Questa è la presentazione, diciamo. Ci sarà ovviamente PIF a questo incontro organizzato al Cinema Edera di Treviso, appunto, con il supporto di CGIL Treviso e Rete degli Studenti Medi di Treviso. Per oggi è veramente tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è il 15 dicembre 2021. Buona giornata.